che va a scendere in modo precipitoso, soprattutto in questo periodo ce ne siamo accorti con le prime giornate di sole, primavera c'è stato questo allarme e di qui l'urgenza che io e Fabio abbiamo deciso di fare questo nostro incontro sul granchio blu. D'altronde se le femmine di questo crostaceo si riproducono con 2 milioni di uova all'anno, capite che dobbiamo in qualche modo bloccarla, altrimenti verremo invasi. Una delegazione composta da vari portatori di interesse e da rappresentanti delle istituzioni, incluso l'assessore regionale alla pesca Cristiano Corazzari, si è recata ieri a Bruxelles in un incontro organizzato dalle europarlamentari Rosanna Conte e Paola Ghidoni per discutere su un tema pressante che riguarda la costa veneta, presenti all'incontro anche i sindaci di Porto Tolle e di Chioggia. Il tema è il granchio blu. Come afferma l'assessore, 2 erano gli obiettivi dell'incontro: far comprendere alla Commissione europea le peculiarità del territorio costiero e lagunare veneto, che hanno reso più impattante la presenza del granchio blu. Proprio le caratteristiche ambientali si sono rivelate un ottimo habitat per un'esplosione demografica della specie, che come controeffetto ha la distruzione delle specie locali e della biodiversità e potenzialmente gravi ripercussioni anche sul turismo. Il secondo obiettivo era chiedere di cercare una sinergia tra Europa, Stato e Regione per affrontare l'emergenza, anche autorizzando misure per la pesca come lo strascico entro le 3 miglia dalla costa. Lo scorso anno i chilogrammi di granchio blu commercializzati dai 6 mercati ittici del Veneto sono stati 428.000. Oltre a questi ne sono stati pescati oltre 564.000 non commercializzabili da luglio in poi nelle lagune di Porto Tolle e centinaia di tonnellate non commercializzabili nelle altre lagune venete. La specie, andata in letargo durante l'inverno, si sta ora risvegliando, ha ricordato Corazzari, sollecitando all'urgenza. Autorizzare la pesca a strascico entro le 3 miglia in deroga sembra essere indispensabile per scongiurare danni irreparabili per l'economia veneta. In questo contesto si inserisce il consigliere regionale Dolfin con delega alla pesca, che ha ribadito la necessità di una deroga alla pesca a strascico entro le 3 miglia per rompere la catena biologica delle nascite. Non servono contributi per debellare il granchio blu, ma pescare, pescare e pescare il più possibile. La presenza della delegazione a Bruxelles è stata necessaria a difesa della storia, della cultura, della tradizione, dell'economia e del lavoro. Il colpo lo sta subendo adesso la pesca, afferma Dolfin, ma domani a subirlo potrebbe essere il turismo, la prima industria del Veneto che muove verso il mondo balneare 30-35 milioni di presenze dei 70-75 milioni della totalità. Si rischia di perdere tutto. Anche Carlo Muccio di Huila Pesca ha portato la sua testimonianza. Da sindacalista si è fatto portavoce dei marinai imbarcati contro il Green Deal, che con i suoi obiettivi sta andando in una direzione inaccettabile, quella del green a tutti i costi, che si sta dimostrando da dover rivedere. Alla pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni si stanno sfornando le fragranti colombe pasquali, gusto classico e al cioccolato. Oltre alle golose paste, alle gustose torte e ai ricchi cornetti, le colombe di Sandro ti faranno gustare il meglio della pasticceria artigianale. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, Chioggia.